Una sorta di intervista doppia all'Almafano, Nicola e Luca Vampa, uno più grande, fratelli, uno più piccolo. Oggi avete lottato, avete anche segnato, avete perso, però la qualificazione è ancora in ballo. Sì, abbiamo dato tutto. Purtroppo nell'ultimo tempo abbiamo pagato un po' fisicamente, un po' forse anche qualche distrazione di troppo. Comunque ancora abbiamo 2 partite, ci giocheremo tutto nelle prossime 2 partite, domani e domenica. Chiediamo al fratello più piccolo, Nicola, che cosa è mancato, se è mancato qualcosa al Fano oggi? Era uno scontro diretto il Mare di Roma? Era uno scontro diretto, sì. Non lo so, forse qualche ricambio in più, qualche decisione dell'arbitro che magari poteva sembrare discutibile, un fallo regalato a loro, uno che ci poteva stare per noi da una posizione molto favorevole, non ce l'ha andato, però aspetteremo le prossime 2 partite, poi vedremo quel che sarà. Ci tiriamo fuori dal campionato, vogliamo sapere, anche per chi conosce poco beach soccer, come mai i 2 fratelli si avvicinano, chi è che ha convinto l'altro a giocare a beach soccer e come l'ha convinto? Diciamo, sono partito io 5 anni fa, ho cominciato con i ragazzi, poi piano piano nel tempo ho coinvolto anche lui, perché comunque è un'esperienza bella, è bello girare le spiagge d'Italia. Ha iniziato, si è divertito. C'è stato bisogno di tuo fratello oppure il beach soccer? 2 anni fa era venuto a mancare della gente al Fano, all'Alma. Dopo io ero libero, una tappa sono andato, dopo mi ero trovato bene, da lì mi hanno richiamato e adesso continuo qua. Domanda cattiva, vediamo se siete onesti. Chi è più forte sulla sabbia? Ovviamente. Secondo te? Non lo so, lascio agli altri decidere.